bentrovati. Domenica è sempre domenica speciale medicina e allora abbiamo appreso come la nuova terapia nei confronti di epatopatie abbastanza gravi, eventi cirrotici, soprattutto abbiamo centrato la nostra attenzione su questa tipologia di degenerazione a livello del fegato causato dal virus dell'epatite C e abbiamo anche spiegato come la terapia, costosissima però che ben venga, abbia risolto tanti casi in questa Sicilia in cui il genotipo che causa l'affezione, l'infiammazione grave a livello del fegato sia un po' diverso rispetto agli altri genotipi che hanno colpito altri individui dell'Italia, abitanti in Italia. Quindi abbiamo visto come una risoluzione c'è stata e c'è, perché questo tipo di terapia utilizzata nei pazienti affetti dalla sindrome da immunodeficienza acquisita, come conosciamo tutti dall'HIV, abbiano notato tempo addietro che questa terapia facesse effetto anche nei confronti di affezioni epatiche e quindi diciamo che, tra virgolette, è stata sfruttata per la guarigione, si parla di guarigione nei confronti del virus dell'epatite C che purtroppo in passato ha portato in maniera silente, insidiosa, al decesso proprio per epatocarcinoma che segue alla cirrosi. Quindi ecco, quasi tutti gli individui sono candidati, quelli che hanno appunto il processo cirrotico, a questo tipo di terapia e che ben venga, perché a questo punto possiamo parlare finalmente di guarigione da virus epatite B. Abbiamo parlato di steatosi epatica, abbiamo detto come questo fegato, che è l'organo dove diciamo si sviluppa la maggiore e la migliore energia, perché è una fonte di energia il fegato per il nostro corpo e senza fegato non si può vivere, questo lo abbiamo anche spiegato, e perché purtroppo a seguito di obesità, di abitudini, stili di vita sbagliati può andare incontro alla degenerazione cosiddetta grassa, che è la steatosi, conosciuta così con questo termine un po' da tutti, e che tanti cofattori come l'abuso o anche l'uso di alcol può in quel caso aggravare una patologia preesistente. Quindi tanta prevenzione, tanti consigli per la buona dieta, per le buone abitudini di vita e iniziamo subito la puntata di oggi che sarà altrettanto interessante. Vi presento subito i miei ospiti in studio, con me oggi il dottore Francesco Giacovelli, medico di famiglia ma anche responsabile dell'area psichiatrica, poi ci spiegherà che cosa significa e a cosa ci riferiamo. Accanto al dottore Francesco Giacovelli, il dottore Carmelo Cottone, medico di famiglia ma specialista in chirurgia generale ed endoscopia anzitutto, no? E allora, dottore Francesco Giacovelli, io mi rifaccio a una battuta che poco fa ho sentito mentre parlavo al telefono. Il Brufen non si nega a nessuno ed è pure prescrivibile. Perché? Ma intanto grazie per l'invito ricevuto. Mentre tu facevi la presentazione e parlavi di cirrosi epatica, di steatosi epatica, la mia mente correva a alcune cattive abitudini che hanno i nostri pazienti. Una di queste cattivissime abitudini è l'uso indiscriminato delle bibite gasate. Io da recente, pur essendo già medico da 38 anni, da recente ho scoperto che il diffusissimo fruttosio, che si trova moltissimo nelle bibite gasate, non ho nessun supermercato per cui non è una notizia di parte, e non solo fa aumentare l'acido urico, la cosiddetta iperuricemia, che è uno dei fattori di rischio, anche fattore di rischio cardiovascolare, ma soprattutto è un fattore che fa ammalare il fegato di steatosi, cioè il fegato ingrassato. Ecco, è correttissimo il discorso che oggi in Sicilia finalmente, grazie alle terapie che sono state utilizzate contro l'HIV, si è scoperto che queste portano a guarigione anche della cirrosi epatica e quindi prevengono l'epatocarcinoma, ma è anche corretto dire, e io spesso lo dico ai miei giovani pazienti, che usare la Coca-Cola o gli equivalenti della Coca-Cola, usare l'aranciata, in età giovane non succede niente, ma quando si comincia a fare poi, si raggiunge l'età media 35-40 anni e facciamo gli esami di laboratorio, scopriamo che per esempio le gamma-GT sono aumentate e si scopre pure che non solo questi ragazzi, anche questo è un argomento importante, certo. Questi ragazzi il sabato sera fanno abusi di alcol,
ragazzi e ragazze, c'è la moda aperitivo, ragazzi e ragazze, ma vai a scoprire che spesso gli stessi genitori, addirittura nelle scuole, in qualche scuola, ma adesso finalmente grazie al fatto che gli uffici di educazione alla salute dei nostri distretti cominciano a parlarne, nelle scuole ci sono le macchinette che distribuiscono questi succhi di frutta che abbondano di fruttosio. Il fruttosio costa pochissimo. E quindi ecco perché viene utilizzato con più frequenza rispetto in siciliano si dice tanto picca fanno assai, e quindi bevi un po' di fruttoso oggi, un po' di fruttoso domani, moltiplico per 7 giorni alla settimana, 52 settimane, e poi trovi i ragazzi, i giovani adulti con la steatosi epatica. Ma sai cosa mi sta ricordando, dottore Giacovelli, scusi se la interrompo, che all'università in biochimica io ebbi abbassato il voto nella materia perché mi fu chiesto il metabolismo del fruttosio, che non ricordavo bene. E chi era il docente? Chi era? Il professor tesoriere? Perché tutti studiavamo il metabolismo del glucosio, esatto, sottovalutando, come dice lei, non solo, ma spesso c'è, diciamo, c'è l'alternativa al glucosio nei pazienti diabetici, qualche volta è il fruttosio, però dobbiamo stare attenti anche a quanto fruttosio consumiamo ogni giorno. Poco fa tu mi presentavi, ti posso dare addirittura, siamo colleghi, come responsabile dell'area psichiatrica. Io da tantissimi anni, pur non essendo specialista in psichiatria, mi occupo da tantissimi anni soprattutto di depressione. Ho partecipato, grazie alla società scientifica di cui facevo parte, che è la Siemens, a circa 12 master nazionali sulla depressione, e io mi diverto nel senso buono del termine, a prendermi cura dei pazienti depressi, che sono tantissimi nei nostri ambulatori. E i pazienti depressi non sono solo quelli che ti vengono a dire dottore sa sono seccato, o i pazienti che hanno perso il lavoro, che ci sono tantissimi, ma sono soprattutto nel nostro ambito i cosiddetti sottosoglia, che sono quei pazienti che magari non hanno le caratteristiche della depressione già manifesta, quindi l'abbassamento del tono dottor Giacovelli, sono loro che riferiscono di essere tristi, o anche un familiare si accorge di un cambiamento umorale, caratteriale, comportamentale del proprio caro? Spessissimo sono i familiari, e quando capita, oggi è molto attuale il discorso del posto di lavoro, quindi la perdita del posto di lavoro, la messa in mobilità, un trasferimento. Questi sono fattori stressanti che spesso fanno calare l'umore e quindi vanno in depressione. Ma stavo dicendo che il paziente tipico depresso nostro dell'ambito della medicina generale, della medicina di famiglia, è il paziente cosiddetto sottosoglia, che è circa il 16% dei depressi in generale, che sono circa il 36% degli abituali frequentatori dei nostri ambulatori. Questi non sono numeri che mi sto traendo dalla manica, ma ci sono degli studi fatti proprio ai quali io ho partecipato tantissimi anni fa, nel 96 e nel 2001, ho partecipato a uno studio che si chiamava Episode, che era lo studio della depressione nell'ambito della medicina generale, a cui hanno partecipato, io coordinavo circa 36 medici di tutta la Sicilia occidentale, e questi studi hanno detto che moltissimi pazienti che frequentano i nostri ambulatori hanno questa depressione sotto soglia, che si manifesta con somatizzazioni, quindi vertigini, si manifesta con epigastralgie, quindi mal di pancia, o si manifesta con un dolore toracico atipico, e quindi se il medico di famiglia non sta attento spesso toppa, o spesso invia questi pazienti magari dal cardiologo senza che c'è più bisogno. Io dico sempre, quando parlo con altri colleghi, con altri miei colleghi di famiglia, che è importante ascoltare attentamente, perché già dall'ascolto attivo del nostro paziente riusciamo a fare già quasi tutta la diagnosi. Questo è importante, che si intercettino subito questi pazienti, perché oltretutto in termini di spesa sanitaria, se noi spendiamo 2 minuti in più del nostro tempo a intercettare questi pazienti, facciamo un bene non solo al paziente in quanto tale, ma facciamo anche un bene a tutta la collettività, perché induciamo meno spesa non solo farmaceutica, ma anche di indagini spesso inutili, e quindi facciamo 2 cose buone. Curiamo meglio il paziente e facciamo risparmiare anche la collettività. Dottore Giacovelli, io ne approfitto un attimino, perché il discorso è articolato e forse anche tanto lungo, e non possiamo permettercelo, perché voglio spaziare un po' su quella che è la sua esperienza nel contesto della medicina di famiglia. E allora, area psichiatrica, master, esperienze con pazienti depressi, tutte le età,
Mi spiace ancora oggi sentir dire che noi ci deprimiamo il più delle volte per uno stress contrario dovuto a un trasferimento per il lavoro, perché forse è integro nella nostra sicilianità non avere l'abitudine mentale di spostarsi, perché questo al nord farebbe anche sorridere. Certo. Diciamo che è una malattia per loro, voglio dire, che ci causiamo senza motivazione effettivamente vera e propria, ecco, di aver tristezza. L'importante è che ci sia il lavoro. Purtroppo siamo radicati noi in questa terra e sembra così tanto difficile andare via, però ultimamente, negli ultimi anni, mi riferisco anzitutto da quando questa nuova gioventù è collegata con i social, da quando esiste il web, ecco, ci sono tanti suicidi, magari motivati per depressione, magari no, e cosa ancora più grave, preannunziati nel web. Ecco, cosa succede? Lei che sta proprio ad indagare, come diceva, no? Quelle che sono le cause o le concause che possono portare a questa determinazione coraggiosa e veramente disarmante da parte di chi assiste a una cosa del genere. Parliamo di 17enni, 16enni, 18enni. Anziani pure. E anziani. Allora, io nella mia ormai lunga esperienza dall'82 che faccio il medico di medicina generale, il medico di famiglia, ho avuto modo di imparare proprio sulla pelle dei miei pazienti alcune cosette che all'università, sono uscito dall'università nel 79, non avevo individuato. Lei lavora all'Ercara, sì, giusto? all'Ercara, sì, all'Ercara Fride, Sì. sì, che è un'isola senza mare in questo momento. Sì. Isola senza mare perché abbiamo 6 semafori che ci separano dalla grande metropoli che si chiama Palermo. Dicevo, molti tentati suicidi o molti suicidi spesso intervengono intanto in famiglie dove almeno un familiare ha già avuto una depressione importante, un episodio depressivo maggiore. E se noi medici di famiglia, che abbiamo rispetto agli specialisti un grande privilegio, che noi conosciamo i nostri pazienti da quando loro già stanno bene, noi entriamo nelle loro case, abbiamo una visione non solo della persona nel suo insieme, non ci preoccupiamo solo dell'occhio o del naso o del cuore, ma ci preoccupiamo della persona nella sua interezza e della persona nel suo ambiente, della sua famiglia. Noi abbiamo il privilegio rispetto ad altri specialisti di conoscere spesso il nonno, di conoscere tutto l'albero genealogico, abbiamo questo grande... Quindi per quanto riguarda il discorso della depressione, una delle cose costanti, al di là del periodo dell'epoca storica, sono d'accordo che il trasferimento magari nelle società industriali del nord, però io non mi riferisco solo al trasferimento che può intervenire in quelli del call center, abbiamo visto questi della telefonia, ma anche un trasferimento di questo genere. Dobbiamo pensare, una cosa che quando interviene in un giovane ancora single, una cosa che intervenga in una giovane adulto che già è padre di 2 figli che magari vanno a scuola, eccetera. Questo crea sicuramente confusione e smarrimento. Non dico che crea subito depressione, però dico sicuramente crea confusione e smarrimento, e che spesso confusione e smarrimento noi medici di famiglia accogliamo, perché i nostri pazienti non vengono solo per misurarsi la pressione o perché gli fa male la testa o hanno mal di denti, ma spesso, e qua anche il mio amico e collega Carmelo Cottone che lavora in ambito cittadino, spessissimo molti pazienti che hanno questo disagio psichico, chiamiamolo, gli psichiatri oggi la chiamano depressioni minori, io lo chiamo disagio psichico diffuso perché è causato dai eventi sociali, dai eventi familiari, sicuramente dai eventi sociali, anzi. Dicevo, quindi questa depressione intanto io la distinguerei nei giovani, spesso gli incidenti del sabato sera, che qualche volta si concludono nella morte. Se andiamo poi a eviscerare le storie di questi ragazzi, vediamo che vengono da famiglie difficili, da famiglie in cui c'è stata una polverizzazione della famiglia, ci sono famiglie allargate, ragazzi che magari non vedono mai il padre o la madre perché impegnatissimi nel lavoro. Non sono contro il lavoro delle mamme o dei papà, ci mancherebbe altro, però certo. Obiettivamente dico, questi ragazzi, gli incidenti del sabato sera spesso nascondono queste situazioni che il medico di famiglia deve intercettare. A maggior ragione il medico di famiglia può intercettare facendo quella che noi chiamiamo medicina di iniziativa. Se viene la mamma a fare il certificato per la piscina, per la palestra, eccetera, eccetera, io spesso, come molti colleghi, dico fammi venire il ragazzo che, a parte che lo voglio visitare, dico
voglio capire perché cosa sta facendo palestra, perché cosa sta facendo piscina. Aspetti, dottor Giovane, questo è anche un aspetto importante per poter conoscere meglio i membri della famiglia, soprattutto più giovani, che proprio perché giovani non hanno necessità tali o problematiche di salute reali per andare dal medico di famiglia. E lì subentra una certificazione. Ora la certificazione è soltanto la può fare il medico di famiglia. Io prima come lavoratrice di ruolo presso un'azienda ospedaliera potevo, adesso mi è stato vietato perché si è riscontrata è venuta fuori la necessità di conoscere bene la storia clinica di quel giovane paziente, perché molti giovani sono morti durante un'attività sportiva di tipo non agonistico. Bravissima. Proprio perché la nostra superficialità, voglio mettermi anche io, per carità, quando si dice certificato di uno stato di salute buono e ottimale, si pensa che il giovane paziente non debba aver nulla. Sbagliato, no? Bravissimo. Ma proprio in questi giorni, tu parlavi poco fa di situazioni lavorative che abbiamo in particolare nel Meridione, proprio in questi giorni io ho redatto 2 o 3 certificati per l'arruolamento. Sì. E allora sono ragazzi molto giovani che io avevo visti, passano da noi, dal pediatra da noi quando hanno 14 anni, io in questi 5 anni li avevo visti un paio di volte e questa è un'occasione ottima, anche quando vado a fare il certificato per l'arruolamento devo dire che sono abbastanza rigorosi. Cioè sono tantissimi gli esami, sì, abbiamo notato perché io lavoro in un reparto di patologia clinica e quindi una sfilza di esami e di attenzioni molto particolari. E poi c'è anche una cosa che io condivido molto, quella di farlo nelle strutture pubbliche questi esami, sì. Perché molto verosimilmente la struttura pubblica dà più garanzia rispetto al privato. Lungi da me il malpensare delle strutture private, però dico sicuramente, certo, io penso per mia indole professionale, io ho sempre privilegiato nella mia professione le strutture pubbliche, ma non perché ce l'ho con le private, perché le strutture pubbliche spessissimo, non sempre, ma spessissimo danno più garanzie dal punto di vista del governo clinico, della cura. Non parlo delle situazioni alberghiere, perché purtroppo le situazioni alberghiere spesso lasciano a desiderare. Diciamo che nel contesto di un ospedale, avendo a che fare con grandi e gravi patologie, numeri, vi sono anche degli accorgimenti a livello strumentale, mi riferisco alle calibrazioni, a delle sottigliezze che devono garantire e devono avere la pretesa di lavorare oltre una soglia che può essere ottimale per i laboratori magari o le strutture private, ma non per un posto dove entra ed esce chiunque in situazione più o meno grave. La nostra prontezza, immediatezza e appropriatezza deve essere all'altezza di qualsiasi tipo di dubbio diagnostico, no? E garantire effettivamente un risultato che sia insomma di veridicità assoluta o quasi, ecco, quello sì, anche perché dottore Giacovelli a quel punto scappa la denuncia, quindi bisogna anche per motivi medico-legali difensivissimi. Un'altra cosa che volevo puntualizzare rispetto ai pazienti depressi, nei nostri piccoli centri noi di fatto vediamo le fasce estreme. I giovani, perché al mio paese c'è il liceo, poi li perdiamo di vista per qualche anno perché vanno nelle città a studiare, qualcuno continua ad emigrare perché non trovando lavoro si prende non più il treno, si pigliano l'aereo, cioè Enel, eccetera, e poi soprattutto noi ci prendiamo cura di molti pazienti anziani. Anche all'interno della fascia di età noi abbiamo anche i grandi anziani. Io nel mio bacino di utenza ho circa 125 ultra 75 anni, questi per definizione per definizione ha detto bene, perché ormai 75 anni sono... Io per esempio ufficialmente sono diventato anziano a febbraio, quest'anno ho fatto 65 anni, non mi considero un grande anziano, però abbiamo i pazienti, la dicitura è quella. La dicitura è quella. I grandi anziani io ne ho 125, probabilmente anche Carmelo Cottone ne va altrettanti, e all'interno di questa fascia di età la depressione fa sempre capolino, e se noi non stiamo attenti, ci sono alcuni indicatori che sono il dimenticare per esempio il gas, il rubinetto del gas aperto. Questo, se uno sta attento, può essere un indicatore di un TS, di un tentativo di suicidio, o certe strane cadute non imputabili a delle artrosi particolari. Se il medico sta attento, è la grande malattia dei nostri anziani, anche degli anziani dei nostri piccoli centri, sai qual è? La solitudine. La solitudine che non è collegata con l'essere anziani, ma la solitudine è collegata
io parlo dall'esperienza che ho fatto in questi più che 30 anni che faccio il medico, è collegata alle relazioni umane che sono cambiate anche nei nostri piccoli Ma infatti centri. anche i giovani soffrono di solitudine. E la solitudine Il combo specialmente... è anche questo, che la solitudine non imperversa solo negli anziani, ma anche nei giovani. Quando l'anziano ti dice, dottore, io non capisco perché il Signore non mi piglia, perché il Signore non mi piglia, perché il Signore non mi chiama, sì. E magari il medico cerca di, tra virgolette, consolarlo, ma che cosa ti manca? Alla fine la tua pensione ti basta. C'ho tutto, c'ho il superfluo, ma mi manca un necessario. E che cos'è il necessario spesso per i pazienti anziani soli? O il coniuge morto, o i figli che sono lontani. E questa è una malattia per la quale il dottore Giacobini non può prescrivere nessuna pillola. E là poi il discorso diventa sociopolitico, non è che voglio fare politica, però sai, rispetto ai servizi sociali che spesso sono carenti, ma non per colpa degli operatori, ma perché ormai i soldi lo Stato italiano purtroppo non ne ha più. Aspetti, dottor Giacobelli, allora, ritornando un attimo indietro, lasciamo la depressione, che è un argomento molto vasto e che fa parte della nostra realtà oggettiva dei fatti, ce ne accorgiamo tutti, la gente depressa purtroppo è tanta ormai, Bisogna stare molto attenti nei cambi di umore dei nostri cari, essere dei buoni osservatori, ma non per questo laureati in medicina. Chiunque, qualunque membro della famiglia deve fare attenzione sia nel giovane che nell'anziano a questi cambiamenti di personalità, ecco, di tristezza immediata che prima non c'era. Tornando un attimo indietro, e allora parlando di epatiti, nel senso non necessariamente virali, ma anche infiammazioni del fegato acquisite da usi sbagliati nello stile di vita come insomma bere l'alcol, no? Nei soggetti che hanno problemi già di affezione patologica a livello del fegato, il medico di famiglia insegna che quel buon bicchiere di vino ogni giorno a tavola è un cofattore di potenziamento e di velocità della malattia? Sicuramente io e come tanti altri medici che riceviamo per appuntamento, che sembra una cosa stratosferica, invece è la migliore modalità per poter ascoltare il paziente, che ascoltare il paziente già è metà dell'opera del medico di famiglia in particolare. Sicuramente glielo raccomandiamo al paziente che già comincia. E a questo proposito mi piace ricordare che nel mio distretto, io appartengo al distretto di Pescara-Friddi, esiste un CERT dove c'è una bravissima collega che si chiama Carmela Costa, con la quale stiamo organizzando di somministrare dei test molto semplici per poter intercettare l'abuso di alcol proprio in tutti i nostri pazienti. Ci riuniremo e lo faremo in collaborazione col dottore Giampaolo Spinnato, che è il responsabile del CERT, che è allocato a Palermo. Ma in cosa consiste questo test? È molto semplice, sono circa 10 domandine molto semplici. Ma deve essere ingannevole, no? Deve trarre l'inganno per poter avere la risposta giusta. Esatto, infatti è un gioco, sta a noi, sta alle nostre abilità comunicative del medico di famiglia. Certo, se tu il paziente non lo guardi nemmeno, però io già all'inizio dicevo che noi abbiamo un grande privilegio rispetto agli specialisti, che è quello che noi conosciamo il nostro paziente da quando lui già sta bene. Quindi la domandina che facciamo è molto banale: tu bevi? Sì, ogni tanto, ma quanto bevi? Quando ti capita di bere, che cosa bevi? Dico, sono delle cose molto... il test è inutile che lo spiego tecnicamente, dico, ma queste semplici domandine ci possono poi far capire se quel paziente effettivamente ci sta dicendo la verità oppure no. Un'altra delle strategie per la quale noi riusciamo a capire se si tratta di un modico bevitore o di un grosso bevitore è che spesso le mogli, le madri, le donne in generale vengono dal medico a raccontare: dottore, che fa? Glielo può dire a mio marito? Perché spesso l'abuso di alcol, e questo lo sappiamo noi medici di famiglia in particolare, si correla alla violenza domestica, che è tantissima. Siete anche dei confessori, voi siete un alla violenza domestica, no? Alla violenza domestica, e se il medico, questo dipende sempre dalla relazione che tu riesci a instaurare col tuo paziente, se è una relazione di fiducia che si coltiva nel tempo, sicuramente ti stavo dicendo che noi il 24 di giugno ci riuniremo tutti i medici del nostro distretto e qualche altro medico, parteciperà pure Carmelo Cottoni, in modo da avere un campione anche della situazione urbana della grande metropoli. Faremo questo studio, lo porteremo avanti per circa 3 mesi, dopodiché la grossa scommessa è non solo di intercettare in tempo utile
l'uso dell'alcol e l'abuso di alcol, ma soprattutto di cercare di rieducare il paziente a bere nella giusta misura, perché un pizzichino di vino buono, soprattutto quello rosso, lo abbiamo imparato soprattutto dai nostri pazienti contadini, non fa male, perché il vino rosso contiene degli ottimi antiossidanti che prevengono tantissimi tumori. Però è chiaro che c'è un grosso lavoro da fare. Dico, io non posso andare a dire tu beviti il vino rosso che ti passano tutta cosa, assolutamente. Però dico, già riuscire a intercettare, e già molte cose le sappiamo, i nostri pazienti, i nostri ragazzi, i giovani che non vengono quasi in ambulatorio, e anche soprattutto le ragazze, perché prima c'era il pregiudizio, anche questo è il pregiudizio, che fossero solo gli uomini a bere, così come una volta dice che erano solo gli uomini a fumare. Questo purtroppo non è vero, nel senso che ormai dico, purtroppo la parità tra uomo e donna è avvenuta soprattutto per le cose negative degli uomini, il fumo, l'abuso dell'alcol, eccetera, eccetera. Dico, questi qua sicuramente le giovani generazioni spesso anche nei nostri piccoli centri se ne vanno ai pub o se ne vanno la movida in città. Io un mese fa mi trovavo a Milano, c'era pure Carmelo, eravamo al congresso della Società Italiana Interdisciplinare delle Cure Primarie, la società a cui noi abbiamo aderito da qualche tempo, e ci siamo fatti una passeggiata ai Navigli e abbiamo notato che moltissime ragazze con la birra in mano e anche la cannuccia nell'altra mano, dico la cannuccia allo spinellino. Dico queste senza voler fare nessun moralismo, però sicuramente... Vabbè, è una società di giovani che preoccupa, dottore Giacovelli, ecco. I freni inibitori sono minori rispetto a quelli che avevamo noi, su questo non c'è dubbio. Però anche nei non più giovani il lavoro da fare è molto. Perché io per esempio che provengo da questo paesino dove c'erano una volta le miniere di zolfo, mi raccontavano le pazienti che ormai ci hanno lasciato per sempre, che sono morte, che siccome i colleghi della generazione, di 2 generazioni prima non si curavano molto di questo aspetto, spesso andavano dalla farmacista per dire: dottoressa, mi dà la pillolina Lantabuse. Lantabuse è un farmaco che agisce col riflesso condizionato di Pavlov, solo che Lantabuse non lo puoi dare senza che il paziente lo sappia, perché altrimenti rischi di fargli del male. E però oggi, se il medico di medicina generale, come io auspico, come io penso che molti lo facciano, riesce a intercettare in tempo utile queste cattive abitudini, sicuramente abbiamo fatto molto bene il nostro lavoro. Un'altra delle cose che volevo dire a proposito di steatosi epatica è che la steatosi epatica spesso non è dovuta solo all'alcol, ma è dovuta anche all'abuso degli antinfiammatori. E io lì la devo fermare perché di questo argomento ne voglio parlare con il dottore Carmelo Cottone. E allora anche lui, medico, grazie dottore Giacovelli. Prego. Purtroppo il tempo è tiranno, mi hanno insegnato i grandi della televisione e io ne approfitto. Allora, dottore Carmelo Cottone, lei è medico di famiglia, uno studio a Palermo, lei è di Palermo, è anche specialista in chirurgia generale ed endoscopia. Per una domanda alla quale il dottore Giacovelli non ha risposto all'inizio trasmissione perché mi fa simpatia più che altro, ecco, il Brufen non si nega mai a nessuno ed è pure prescrivibile. Tanto di quale categoria di farmaco parliamo? Parliamo di un antinfiammatorio. E allora come antinfiammatorio... si dovrebbe negare a qualcuno. Si dovrebbe negare, ora ci spiega perché anche nella scorsa puntata ricordavamo che addirittura in America hanno escogitato un modo per indurre il suicidio, cioè 10 grammi di paracetamolo e lì l'epatite fulminante, cioè si muore. Molti, ecco adesso la domanda che volevo fare a lei riguardo gli antinfiammatori, anche in ospedale, tanti pazienti anziani, parliamo di 75 anni, di 80 anni, 85 anni, ricoverati in medicina d'urgenza per emorragie gastriche dovuto all'uso sconsiderato degli antinfiammatori, probabilmente perché a quell'età si hanno dei dolori alle articolazioni, quindi ossa infiammate, ecco, problemi muscolari, abuso, cioè, ma questi pazienti dal medico di famiglia ci vanno, ne parlano, c'è un dialogo tra voi e il paziente di quell'età per scongiurare queste emorragie che spesso potrebbero anche portare a morte? Certo. Beh, intanto la premessa è che l'antinfiammatorio è un farmaco, come tutti i farmaci ha dei lati positivi e dei lati negativi. Sicuramente tutti noi quando abbiamo avuto il mal di denti o abbiamo avuto il dolore acuto, come prima cosa siamo andati incontro, abbiamo preso un antinfiammatorio per fermare il dolore. Quindi non è tanto l'uso occasionale, anche
se anche su questo dovremmo forse fare una riflessione. Comunque l'uso occasionale non è il problema. Il problema è quando l'uso diventa cronico. Dicevamo scherzando, il Brufen non si nega a nessuno ed è pure prescrivibile, però è prescrivibile con una nota, cioè qualcuno al Ministero si è reso conto che il farmaco deve essere in qualche modo contingentato e deve essere limitato a quelle situazioni di cui abbiamo bisogno, in cui c'è necessità. E quindi quali sono queste situazioni? Sono quelle in cui abbiamo delle malattie infiammatorie importanti, croniche, che limitano fortemente la qualità di vita. Quindi a quel punto qualcosa va fatto, sapendo che sono farmaci che hanno un rischio importante, un rischio che è emorragico per quanto riguarda lo stomaco, ma che può essere anche emorragico a livello intestinale, di protezione non ne abbiamo, perché a livello di stomaco possiamo utilizzare con attenzione cioè nei gruppi, soprattutto negli anziani, il gastroprotettore, il PPI che blocca l'acidità dello stomaco e ci consente in qualche modo di prevenire il danno gastrico, però rimane poi sotto un danno intestinale che non è al momento né prevedibile né in qualche modo evitabile. Quindi limitare i casi e fare un attento studio del paziente, utilizzare, se il dolore è quello che, se non è l'infiammazione, ma è il dolore quello che dà il problema, e nell'anziano molto spesso è il dolore più che l'infiammazione, allora spostarsi su farmaci che sono antidolorifici puri e che hanno scarsa componente antinfiammatoria e quindi che danno meno danno. Lei parlava tu parlavi del paracetamolo per suicidio negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti hanno il problema che il Brufen non lo possono prendere perché hanno bisogno della ricetta del medico, devono pagare il medico, devono pagare il farmaco, quindi preferiscono prendere il paracetamolo che trovano nel drugstore e quindi lo prendono e se ne prendono quanto ne vogliono. Il paracetamolo è un ottimo farmaco se non si superano i 3 grammi. Ed è il primo livello di una terapia contro il dolore e poi a questo si possono aggiungere altre cose che consentono di bloccare il dolore senza avere il danno della gastrolesività e quindi del rischio dell'emorragia. Dice, ma l'anziano viene allo studio del medico di medicina generale, l'anziano viene, parla, però sono tante le interferenze che avvengono, le interferenze familiari, a casa c'è sempre qualcuno che ha la bustina del Brufen, dell'Aulin e di mille altre cose. C'è il fai da te? C'è il fai da te, c'è purtroppo la televisione che fa vedere tante belle cose senza dire, poi corre e dice c'è un problema di un rischio. Consultare il proprio medico di famiglia dopo che hai fatto il danno. Esatto, poi c'è anche l'altro problema che l'antinfiammatorio molto spesso viene prescritto nei pronto soccorsi. Tutti noi sappiamo che molto spesso il paziente che arriva in ospedale al pronto soccorso gli viene somministrato un antinfiammatorio per via iniettiva. Io non voglio dire che il collega del pronto soccorso non faccia bene, fa bene perché ha un problema acuto e va risolto, però va detto e va detto in quel caso al paziente che immediatamente ha un sollievo e quindi sta meglio, che poi non deve venire da me a chiedermi la continuazione della terapia, perché il discorso, una cosa è l'evento acuto in cui diciamo dobbiamo risolvere un problema immediato, possiamo utilizzare e dobbiamo utilizzare la cosa che in quel momento è più utile, ma sul tempo lungo dobbiamo fare dei ragionamenti diversi. Mi sembra giusto, ma il paracetamolo è dannoso tanto nel giovane quanto nell'anziano o c'è una differenziazione insomma dovuta anche all'età? Sicuramente i meccanismi enzimatici col tempo peggiorano, quindi sicuramente quello che è consentito al giovane è un po' diciamo, il discorso che faceva poco fa il dottore Giacovelli, diciamo, è chiaro che un sistema metabolico attivo nel giovane consente delle cose che un sistema metabolico in un anziano non sono consentite. Consideriamo che poi l'anziano di solito fa 1000 altri farmaci, perché i nostri grandi anziani non è che hanno solo un problema, avranno probabilmente un po' di ipertensione, avranno il colesterolo alto, forse hanno anche il diabete, una broncopatia cronico ostruttiva, quindi probabilmente si trovano già ad assumere un gran numero di farmaci, a cui aggiungiamo il gastroprotettore, tra virgolette, anche questo è un abuso, quello che si fa molto spesso dei gastroprotettori, e quindi altro sistema metabolico impegnato, e poi ci aggiungiamo anche l'antinfiammatorio o il paracetamolo, e quindi a quel punto il danno è sicuramente possibile. Ecco. Dottore Cottone, allora noi parliamo spesso, quando si parla di medicina di famiglia, delle patologie o della voglia di dialogo, di conversazione, di stare un po' al centro dell'attenzione alle volte da parte dell'anziano, e sottovalutiamo forse il giovane. Il giovane, ecco, intanto perché se va
va dal medico di famiglia? Allora, il giovane credo che sia l'esperienza un po' di tutti, insomma, in molte fasce dell'età non le vediamo completamente, cioè la fascia che lascia il pediatra, generalmente noi lo rivediamo a meno che episodi acuti, quindi cioè, la febbre, la tonsillite, non lo vediamo sostanzialmente quasi mai fino a che non viene per le certificazioni. A questo punto bisogna ricordare che oggi noi abbiamo un altro problema, che è quello che con l'eliminazione della visita di leva e col servizio militare obbligatorio, i maschi, perlomeno che intorno ai 18 anni comunque avevano un contatto con un medico che le situazioni più grosse vedeva, adesso questo non c'è, quindi sicuramente bisognerebbe da parte nostra sicuramente una maggiore attenzione, e veniamo al discorso della medicina attiva, cioè bisognerebbe andarli a cercare, perché un giovane è difficile che venga dal medico, le occasioni sono la certificazione per la palestra, la certificazione per la scuola, tante volte questi atti che le mamme ci chiedono, ma lei va a mettere una firma sopra un foglio di carta, perché poi alla fine per loro la certificazione non è un atto medico, è una firma su un foglio di carta in cui si dice che il ragazzo può fare attività fisica. Però adesso ci stiamo un po' attenti tutti. Adesso ci stiamo attenti tutti. Elettrocardiogramma, anzitutto. Ci stiamo attenti tutti, forse, ci stiamo attenti tutti, forse. Noi speriamo che ci stiamo attenti tutti, perché è importante che non tanto solo fare l'elettrocardiogramma, ma visitare il paziente. Quante scoliosi si possono incontrare in un soggetto giovane, no? Poi se lo incontriamo in un sedicenne, in un quindicenne ha senso, riscontrarlo in una signora di 35 anni, glielo dici, ma insomma non anzi niente. Le piccole ernie, i testicoli ritenuti, stiamo parlando dei maschi. Un attimo, accendiamolo, e quanti ragazzi, proprio perché le ha detto adesso non c'è più il servizio di leva, con fimosi, in ospedale, ma proprio tanti. Allora, da cosa dipende? Innanzitutto noi sappiamo che il pediatra dovrebbe aiutare, indirizzare il genitore durante il bagnetto, no? Ad evitare che poi questo ragazzo da grande possa avere i problemi, soprattutto nel suo approccio nella vita intima, no? Sono gli adolescenti, 17 anni, 18 anni, ma molti arrivano in ospedale con la complicanza, ecco, della chiusura del glande proprio per problemi di infezione che in medicina si chiamano fimosi. A quel punto subentrerebbe la circoncisione. Ecco, perché si arriva a questo? Cosa manca? Un dialogo, una buona apertura mentale in Sicilia? Perché sono più casi qua in Sicilia che a nord, dottore Cottone. Manca sicuramente da parte di tutti gli attori del sistema una vera coscienza di quello che è il concetto di salute. Cioè, se noi da parte del genitore nella prima fase non c'è l'interesse di portare il ragazzo alla visita, questo ovviamente non possiamo aspettarci che il ragazzino venga da noi o vada dal pediatra, quindi c'è un problema familiare di difficoltà di considerare alcune cose e le patologie. Poi in maniera ancestrale forse c'è una difficoltà a affrontare questi problemi. Ma poi non potreste essere l'interlocutore del genitore che ha un figlio maschio a 16 anni, ha controllato, è tutto a posto, quando si fa la doccia gliel'ha chiesto. Ecco, abituare voi i genitori a fare delle domande. Magari lo sa che cosa fanno? Il dottore mi ha detto, e già questo scrollarti la responsabilità dell'impatto inibitorio potrebbe anche essere d'aiuto nel dialogo. Senza dubbio, questo sicuramente, però già noi questo forse è più un compito del pediatra, perché noi già abbiamo il 14enne, io di solito quando vengono le mamme ad accompagnare i figli 14-15 anni o le mamme al posto dei figli, solitamente mi indispongo moltissimo e quindi generalmente gli dico, signora, può restare o mi mandi il figliolo se non c'è, venite insieme, oppure se sono insieme dico, signora, il ragazzo può parlare, non c'è motivo che parli lei, perché dobbiamo stabilire un rapporto col ragazzo. Molto spesso è difficile fargli abbassare i pantaloni, non è facile perché hanno la vergogna, quindi ci devi lavorare a te, ci dici vabbè oggi non lo facciamo, ci vediamo tra una settimana perché magari così ci rifletti, ti lavi meglio, perché poi ci sono tante cose dietro un gesto semplicissimo come quello che per noi. Però bisogna farlo in maniera naturale, in modo che non ci sia la vergogna di non averlo fatto bene, anche la pulizia intima. E questa Molti trascurano l'igiene intima, che è fonte di patologia anche. E questo è un altro grande problema, è un grande compito che dovrebbe avere questa benedetta medicina di famiglia, medicina generale. Però il problema, e io qua vorrei dire un attimino, è partita da Franco un attimo fa la definizione della società di interdisciplinare. Probabilmente siamo arrivati a un punto in cui se riteniamo realmente che la salute sia un diritto,
e non un bene che io posso acquistare, ma è un diritto del cittadino, che le forme organizzative della medicina territoriale cambino, perché il singolo lavoro del singolo medico, missionario, bravo, disponibile, che sta 18 ore in ambulatorio, non ha mai problemi, non ha mai un problema di famiglia, non è sufficiente in questa società. In questa società noi abbiamo bisogno di avere insieme altre figure, che possono essere lo psicologo, che può essere l'assistente sociale, che sono gli specialisti, che sono i laboratori. Noi abbiamo fatto un'esperienza che ci è stata moltissimo contestata proprio dai nostri colleghi, ci hanno fatto una guerra spietata, perché abbiamo accettato di partecipare a un master universitario che formava degli psicologi di base, che quindi sono venuti nei nostri ambulatori ad affiancarci per un certo periodo di tempo per fare un tirocinio. Lo psicologo di base cosa dovrebbe fare? Intercettare quelle situazioni di disagio minimo o individuare quelle situazioni in cui non c'è bisogno del farmaco, ma c'è bisogno di un colloquio più attento di quello che posso dare io nei miei 12 minuti che posso dedicarti. Sì. Quindi o noi ci prendiamo conto che abbiamo bisogno di fare un salto di qualità di modo organizzativo, perché tu ti sei mai posto il problema di chi guida l'aereo? No, sali sull'Alitalia e pensi che voli, forse l'Alitalia non lo so in questo momento, non lo devo, tu hai paura. Dico, ma invece noi dovremmo avere la tranquillità che in qualunque ambulatorio dove andiamo, noi abbiamo uno standard di trattamento che è uguale. Difficile. Mi sembra una medicina futuristica, sì, un ma po' lontana. Là ci va è arrivato nei nosocomi e questo è importantissimo perché c'è la carenza del supporto, di aiuto, soprattutto nelle donne che subivano certi tipi di intervento. Perché noi abbiamo avuto, sembra assurdo in Sicilia, donne isterectomizzate che hanno diciamo, assemblato l'idea della sessualità con la mancanza dell'utero, con gravissimi problemi, donne che hanno abortito al 9° mese di gravidanza, l'aiuto dello psicologo, ora con anche le oncologie, con l'hospice, con le cure palliative, insomma lo psicologo è diventato una figura importante e predominante, devo dire, in alcuni settori, e c'è, e già abbiamo fatto un passo avanti enorme. Sulla medicina di famiglia non so se questo supporto avverrà mai. Se tu però immagini, se tu immagini le unità funzionali, le aggregazioni funzionali in cui saremo 12-15 medici insieme, quindi un'utenza di 30.000 abitanti, se tu ci metti 2 volte alla settimana uno psicologo che viene all'ambulatorio, non credo che spostiamo il mondo, però diamo aiuto. Noi abbiamo fatto fare delle tesi a questi ragazzi, mi vengono in mente quelli 2 pazienti che hanno studiato loro, una ragazza a cui abbiamo fatto una diagnosi di celiachia. Sì. Sembra la cosa più banale del mondo. Io cosa dico? Mangia agglutinato e sei a posto. Quello che abbiamo scoperto con lo psicologo che c'era dietro questa celiachia, questa accettazione di una non malattia, di una condizione di vita, veramente, terribile, perché non poteva uscire con gli amici, non poteva andare a fare l'aperitivo, non poteva, si è lasciata col fidanzato, cioè un mondo dietro queste cose. Neodiagnosi di diabete in una persona di 40 anni, 40 anni, cambiare la vita. Hai bisogno in certi momenti di qualcuno. Prima le società nostre avevano delle reti di sostegno importanti, perché c'erano le famiglie numerose, c'erano le zie signorine, c'erano le nonne. Adesso sono famiglie che sono veramente limitate, quindi abbiamo bisogno di qualcuno. Ora, che possa gravare tutto questo sempre sulla stessa figura del medico di famiglia, mi pare che sia veramente impossibile. Quindi decidiamoci, se è un bene, e allora come negli Stati Uniti, chi ha i soldi si cura, e chi non ha i soldi è un bene. Ma se è un diritto no, me lo devi garantire. Me lo devi garantire, deve essere anche un dovere da parte nostra preservare questo diritto attraverso la cura, la prevenzione, la conoscenza del nostro vaccini. Corpo. A proposito dei ragazzi, una nuova patologia che è sempre esistita, ma noi l'abbiamo conosciuta più che altro nelle donne postpartum oppure negli anziani, sia maschio che femmina, le emorroidi. Molti giovani di 16 anni, di 15 anni parlano di emorroidi, perché? Perché col cellulare stanno molto tempo seduti sul water a messaggiare, a whatsappare, come si dice adesso, e non sanno che questo causi il prolasso delle vene, gli sforzi. Ecco, ma come facciamo a imprimere questa cultura che può sembrare banale, scontata, ma in realtà non lo è? Anche lì è prevenzione, anche questa anche è lì prevenzione. È salute, anche lì è uno dei nostri compiti. Perché poi dalla emorroide dolorante o sanguinante che sia, il paracetamolo, l'antinfiammatorio consigliato dall'amico, io l'ho provato e ti passa da lì un abuso
Perché, dottore Cottone, si parla anche di dipendenza da antinfiammatori, no? Certo, sì, sicuramente sì. La Sicuramente dipendenza sì. penso che sia abbastanza, è una tossicodipendenza. Alla fine praticamente sì. Alla fine anche sì, quello. alla fine Allora, tutto. dottore Cottone, ritornando un attimo alla steatosi epatica, che abbiamo tralasciato, abbiamo Sì. interrotto il dottore Giacomelli, abbiamo detto abuso di alcol nei giovani, anche negli anziani, purtroppo chi ha la cirrosi per motivi acquisiti, eccetera, o insomma congeniti che nel tempo hanno portato a questo disfacimento della morfologia, della struttura del fegato, quel bicchiere di vino non sta bene. Ma la steatosi non viene solo per uso e abuso di alcol, viene anche perché si fa una dieta sbagliata, quindi per un aumento dei lipidi nel sangue, quindi c'è un paziente magari anziano che le dice: io ho perso peso, non mi va di fare niente, ha fatto gli esami in un laboratorio sia in ospedale che privato, tutti gli esami sono normali, non dà segno di sé, magari le transaminasi che sono al limite, sono al limite oppure rientrano quasi nella norma. Ecco, cosa fa un medico di famiglia a quel punto per indagare se si tratti o meno di una steatosi epatica? Diciamo un sospetto c'è. L'esame cardine alla fine, per fortunatamente oggi, è l'ecografia, e sicuramente l'ecografia è l'esame che ci fa vedere la steatosi, probabilmente, anzi ne fa vedere più di quella che diciamo è da trattare. La steatosi però diciamo che è una malattia di fegato che non è malattia di fegato, cioè una malattia generale, perché per esempio il diabetico è un paziente che sicuramente ti fa la steatosi perché avrà l'ipertrigliceridemia, perché ha un problema di glicemia, le diete alterate, l'alterazione della flora batterica intestinale in molti casi può determinare la steatosi, l'uso del fruttosio, abbiamo detto, può determinare la steatosi. Stiamo facendo uno studio in questo momento con un gruppo nazionale sull'effetto che può avere l'uso prolungato dei farmaci gastroprotettori, per intenderci, sulla flora batterica intestinale e quindi sulla steatosi epatica. Perché probabilmente... Ma questa cosa un attimo. Lo so bene, la flora batterica intestinale è quella che alla fine... Il macrobiota. Benissimo, non volevo usare questa parolaccia visto che siamo divulgativi, però dico il macrobiota intestinale è una di quelle cose che probabilmente è la via del futuro per moltissime patologie, perché questi germi che abbiamo sempre considerato come una cosa esterna al nostro corpo, anzi qualcosa da demonizzare, da colpevolizzare, sono responsabili di molti meccanismi di regolazione. Quindi quando queste cose saltano tante cose, l'obesità, la steatosi epatica, addirittura si è ipotizzato che modificando, e si sta cercando di dimostrare che modificando il microbiota intestinale si possa fare passare l'obesità, si possano cambiare determinate alterazioni del metabolismo, come è già stato dimostrato su modelli sperimentali in animali, su cavie, su topi. Ma questo gastroprotettore sul macrobiota causa qualche effetto sbagliato da indurre anche in un soggetto magro che fa una buona dieta alla steatosi? Certo, ma prendiamo tutti il gastroprotettore, dottore Facciamo Cottone. male. Dopo i 35 anni lo stomaco purtroppo non digerisce più come una volta, il reflusso gastroesofaggiano non è così, ma il gastroprotettore è importante. Il gastroprotettore è un'altra di quelle cose che crea dipendenza. Perché siccome funziona talmente bene, toglie talmente l'acidità nello stomaco che noi percepiamo come un dato negativo. Anche il cemento bianco, che non voglio dire per non pubblicizzare, però un attimino quell'acidità la blocca. Allora, quando ero piccolo, a casa mia, in casa delle famiglie che frequentavo, c'era un abuso di bicarbonato. Vivevamo tutti col bicarbonato nelle credenze. Oggi il bicarbonato non c'è, o la citrosodina, oggi ci sono invece l'alcalosi metabolica pericolosissima. Ora ci sono i gastroprotettori, perché ovviamente risolvono un problema, però come abbiamo detto, problemi di protezione per quanto riguarda lo stomaco, ma per quello che succede sotto sono un disastro, perché lei immagini che il Padre Eterno o la natura o l'evoluzione ci ha messo l'acido nello stomaco e in qualche modo questo è un meccanismo che blocca la iperproduzione di batteri, l'iperriproduzione di batteri. Quando noi togliamo l'acido completamente staremo meglio, perché non abbiamo il riflusso, ci mangiamo il panino con le panelle, l'arancina senza problemi. Però è chiaro che la flora batterica cambia e quindi se cambia può cambiare in bene, in male, così, colà. Noi stiamo facendo proprio in questo momento questo studio, stiamo prendendo i consumatori cronici di PPI, stiamo facendo l'esame, il test del respiro al lattulosio e vediamo se la flora batterica si è modificata, contemporaneamente consideriamo il fegato,
dopodiché diamo un trattamento per il danno sul macrobiota e stiamo vedendo che cosa succederà sul E fegato. poi lei ritorna in trasmissione. Certo, e perché con sul piacere. gastroprotettore, allora, dottore Cottone, mi sono un attimo preoccupata, No, perché senza diciamo che- esagerare, senza senza esagerare, esagerare. però ci sono anche pazienti che hanno avuto dei TIA, cioè gli attacchi Certo. ischemici transitori, che prendono la Certo. cardioaspirina e per protezione gastrica il gastroprotettore è Certo. quotidiano nella Certo, loro certo, vita, ma noi non è quindi che... diciamo che ci sono i pro e i contro. Io Ecco. dico, non bisogna mai demonizzare le cose, non esiste il bianco e nero. Giusto, però questo C'è studio una, ci dà una risposta. c'è una bilancia, cioè voglio dire, persona che è a rischio di fare un sanguinamento, o una persona che ha un sanguinamento, o una persona che ha un'ulcera, il gastroprotettore lo deve fare, ma sappiamo che può dare effetti collaterali. Ovvio. Quello che Esatto. dovremmo evitare, noi e i pazienti, è che un giovane a 35 anni che ha un bruciore di stomaco persistente comincia a fare il gastroprotettore a 35 anni e lo smette al momento in cui muore, perché a quel questo è punto sbagliato, non ha è senso. sbagliato. Quindi ci sono tante metodiche, hai il reflusso, sei un reflussore cronico, vivi male, benissimo, fai il gastroprotettore, però poi lo interrompi, lo porti al dosaggio minimo efficace, lo interrompi per certi periodi e ricominci al bisogno. Dai 40 mg ai 20 mg, giusto? A seconda, esatto, a secondo la molecola che abbiamo. Quindi il mezzo dosaggio, poi fare le sospensioni periodiche, il trattamento on demand, che sembra una brutta parola, ma significa che quando io ne ho bisogno, quando il mio organismo, io sono il miglior medico di me stesso, so quando sto male, no? Sì. Quindi in quella fase io mi prendo il gastroprotettore, chiamiamolo così, che poi in quel caso non ha una funzione di gastroprotezione, ma ha una funzione curativa, lo faccio per un mese e mezzo, poi lo tolgo. Quindi è la lunga durata, come in tutte le cose. Ma del resto, esatto, l'esagerazione è sempre sbagliata. È come i fans, facciamoli quando uno sta male, però non facciamoli per periodi 20 molto giorni, lunghi. 30 giorni. Sì, è pur vero una cosa, lei poco fa mi ha detto no, però io penso che sia un po' così, che dopo i 35 anni lo stomaco effettivamente un po' sarà che mangiamo male, però questo reflusso acido, insomma, ormai è frequentissimo, Sì, no? Appena si mangia l'arancina sì, oppure il sì, calzoncino fritto, è come se lo stomaco, non dico che si stancasse a un certo punto di assimilare per bene tutto e lavorare o chiudersi quello che è la valvola, no? Tra l'esofago e lo stomaco, qualcosa di acido risale e lì picchetta oggi, picchetta domani. Questo reflusso è comune un po' a Sì, tutti. ma Quindi è l'età o è quello che mangiamo? è quello che mangiamo sicuramente. Per esempio, il nickel, il nickel per chi è allergico al nickel peggiora il reflusso. sì. I grani moderni, modificati, quelli che generalmente troviamo nella pasta, ci danno dei problemi, tipo digestivo. E quindi diciamo è anche quello che mangiamo. Voglio dire che sulla patologia peptica, quindi sulla patologia gastrica, più tempo passa, meno acido produciamo perché invecchia, quindi la patologia acida dovrebbe tendere a diminuire e che subentrano altri fattori, per questo poi si sta male, anche perché l'addome, si diceva una volta per il chirurgo, era una tomba, perché non sai se è stomaco o se il fastidio viene, molto spesso il fastidio viene interpretato come gastrico e colico. Ecco, potrebbe essere quello. E quindi perché mi gonfia la pancia? Perché lo stomaco o perché il colon? Come Esatto. faccio a saperlo? E tra l'altro Parlo quando col viene medico. l'infiammazione del colon, oltre a far male il fianco, spesso si proietta anche dietro. Posteriormente. Allora, uno pensa il nervo sciatico, invece no, il colon, ma chi l'avrebbe mai detto? Non soltanto, ma poi quando abbiamo questo stomaco gonfio, la prima cosa che fa chiunque di noi oggi prende il gastroprotettore. Sì, è vero. Se per caso non era un problema gastrico, ma era un problema colico, l'abbiamo immediatamente peggiorato e gonfiamo ancora di È più. vero. Quindi Per poi voler dire... parliamone, diciamo sempre che qualunque disturbo, parlatene col vostro medico di fiducia, parlate, anche se tante volte possiamo anche essere sgarbati, perché siamo stanchi, perché magari veniamo da una giornata pesante, abbiamo litigato con la moglie, tanti motivi, col capo condominio. Perfetto, però alla fine io credo che siamo sempre disponibili all'ascolto. Oggi credo che è difficile trovare un'altra categoria che comunque ha una porta aperta ed è sul territorio. Certe volte per andare a trovare un prete in chiesa devi prendere l'appuntamento. Da noi però che preferiamo ricevere per appuntamento, ma se viene un paziente che ha un problema, non credo che il dottore Giacovelli lo mandi, lo avrà fatto aspettare un'oretta, vabbè, per carità, si aspetta alle poste, al supermercato.
Anche per la comunione si mette in Sono fila. d'accordo, sono assolutamente d'accordo con voi. Un'ultima domanda. non ci vogliamo dottore bene, Cottone. No, io volevo, Sì, posso intromettermi io, da sì, non sentire velocemente, perché abbiamo Ci sono due grossi fattori, io non sono d'accordo sul fatto dei 35 anni come ha detto il dottore Cottone, ci sono due grossi fattori che inducono al delitto il paziente. La televisione, noi siamo stati per tanti anni bersagliati dalle note AIFA, giustamente, ora CUF e poi AIFA, adesso fanno la pubblicità all'esomeprazolo per esempio, la pubblicità. Sì. Fanno la pubblicità all'ibuprofene, i vari moment, Sì. questi sono i fuorvi. Però poi c'è quella vocina E poi c'è il discorso che sì. il cosiddetto coprente, da me lo chiamano il gastroenterologo, lo chiamano coprente, lo si pigliano se ti pigli l'antibiotico vuole il coprente, ma ci sono anche gli specialisti, non ce l'ho con gli specialisti, la cattiva abitudine degli ortopedici che associano la sareparina con il gastroprotettore, che è sbagliato, È sbagliato. così come diceva lui, i succhi gastrici non sono età correlati, nel senso che a 35 anni noi produciamo più sigarette, anzi è tutto il contrario, come giustamente ha detto il dottore Cottone. Il gastroprotettore va riservato solo, ci sono le note precise che nascono dalla manica dei filosofi, dalla medicina basata sulle evidenze. Se tu fai 3 mesi di cortisone continuativo è chiaro che ti fai i buchi, ma è sbagliato dare il gastroprotettore se ti pigli l'antibiotico, poi facciamo se ti una pigli... cosa sulla anche medicina perché difensiva. purtroppo da noi questa è un'accusa che ho sempre fatto in pubblico, spesso questi medicinali vengono dispensati senza la ricetta e questo è sbagliato. Bisogna sensibilizzare i farmacisti che il gastroprotettore, l'antinfiammatorio deve essere erogato solo su prescrizione di ricetta medica. Questa è un'accusa pubblica che faccio, non è un'accusa ma è una sollecitazione. Finalmente i medici di famiglia accusano gli altri, visto che sono spesso accusati. Ma questa di non è essere un'accusa, ma è responsabili una... del dare tanti per la verità, farmaci, gli antibiotici, dottore i farmacisti del mio paese ci siamo scornati un poco, ma sono diventati bravissimi, non c'ho solo 3 farmacie, ma immagino che nella grande città purtroppo queste cose vengono più difficili da gestire da parte del medico di famiglia. E mi raccomando, voi lo sapete meglio di me, nella comunicazione sempre ogni giorno informate i pazienti di non fare il fai da te, di non prendere gli antibiotici perché, lo ripetiamo sempre, non funzionano quasi più in rianimazione e i colleghi stanno riutilizzando antibiotici passati, è una cosa gravissima. Certo. Noi con gli antibiotici avevamo raggiunto livello di protezione, di cura anche nel contesto ospedaliero al massimo e adesso si deve quasi ricominciare da capo, è gravissimo. Questo, ecco, voi siete i migliori comunicatori, i primi interlocutori, i confessori delle famiglie, prima vengono da voi dovete consigliare bene, ma soprattutto instaurare un dialogo che abbia veramente una corrispondenza, essere ascoltati oltre che ascoltare, certo, vicendevolmente, questo è importantissimo. Allora, un'ultima domanda per chiudere, la faccio al dottore Cottone, ma insomma questi medici di famiglia, quando arriva il paziente che ha questo bruciore retrosternale allo stomaco, no? Prima di non dare il gastroprotettore, ma questo infarto è vero, non è vero, alla ricerca dell'infarto perduto o è sempre questo benedetto stomaco? In realtà si può sbagliare, dottore Cottone? Si può sbagliare, senza dubbio, ma prima cosa è escludere sempre le cose peggiori, cioè per persona che ha all'esordio ha una situazione di dolore retrosternale importante con sintomi di accompagnamento, prima va esclusa l'origine cardiaca o l'origine polmonare del disturbo, che sono quelli che mettono a rischio la vita. Se contemporaneamente in un caso del genere gli diamo anche il gastroprotettore non gli facciamo male, come se gli diamo anche l'aspirina non facciamo male. Bene, grazie dottore Cottone, grazie dottore Giocovelli. Ci rivedremo sicuramente nella nuova stagione dello speciale medicina, parleremo, come mi ha consigliato, di medicina difensiva, forse voi ne sapete tanto quanto noi o di più, ma soprattutto siete i primi interlocutori della famiglia e la patologia nasce dalla famiglia anzitutto, quindi è bene parlare con i medici di famiglia. Io sono sempre stata d'accordissimo, vi stimolo, vi invito, perché qui si fa prevenzione, qui si fa comunicazione e divulgazione medico-scientifica. E adesso anche voi siete interlocutori interpellati nel consigliare alle mamme di dire ai figli d'estate di usare la protezione. Maggio è stato il mese della prevenzione del melanoma, ma ciò non basta per scongiurare alle volte la trascuratezza nel farsi belli con la bronzatura in estate. Conosciamo noi stessi, iniziamo dai ragazzi, ogni parte del nostro corpo va vissuta ma anche conosciuta. E adesso guardate questo video che vi insegna in un modo simpatico e con una buona melodia dove andare a guardare, in che posti nei potrebbero anche degenerare. Non solo lì, ma questa è già una piccola indicazione
e che ben venga. Grazie, alla prossima puntata. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain, I'll be by your side, baby, over and over again. I'll wrap you up in cotton wool.